stato un mozzicone di sigaretta. Diritti e doveri del cittadino nei confronti dei notai da oggi saranno scritti in una carta presentata a Torino, un documento nato in collaborazione con le associazioni dei consumatori per garantire maggiore chiarezza e trasparenza. Compravendite, mutui, successioni, donazioni sono momenti della vita in cui bisogna ricorrere al notaio, almeno in Italia, con qualche recente eccezione, per esempio per la compravendita di immobili non a uso abitativo sotto i 100.000 euro, basta ricorrere a un avvocato, dice una norma approvata da pochi mesi. Sta di fatto che la professione di notaio vuole rinnovarsi all'insegna della trasparenza nei confronti del cliente. Oggi è stata presentata al Consiglio notarile dei distretti di Torino e Pinerolo la carta che definisce i reciproci diritti e doveri che regolano i rapporti tra notai e cittadini. Un documento scritto in accordo con ben 10 associazioni di consumatori, con le quali il Consiglio nazionale del notariato collabora peraltro dal 2005. La carta spiega in parole semplici vari aspetti dell'attività del notaio, figura cosiddetta terza e imparziale, garante della validità degli atti che redige alla luce delle verifiche che è tenuto a fare, ed è inoltre responsabile della conformità degli atti alla legge. E se il notaio sbaglia o non agisce correttamente, sono previsti risarcimenti per i cittadini e sanzioni. Un documento, la Carta dei diritti, che vale la pena di consultare prima di rivolgersi al notaio ed è in distribuzione presso gli studi notarili, le associazioni dei consumatori e si può naturalmente scaricare dal sito internet www.notariato.it. Claudia Apostolo, TGR Piemonte. Teletono ha stanziato